Ma il tema che abbiamo voluto affrontare oggi è un po' più ampio. Oggi mancano agli amministratori e ai sindaci gli strumenti veri per poter governare questo fenomeno, un fenomeno in espansione anche aggressiva su tutto il territorio regionale. I sindaci non hanno, come dire, strumenti di programmazione, di identificazione dei luoghi più corretti. I cittadini di Bevarse hanno pienamente ragione. È vero che c'è una normativa nazionale che lascia un po' le maglie larghe, allo stesso tempo c'è una normativa regionale che è arrivata un po' tardi ed è arrivata chiaramente perseguendo quelle che sono le normative nazionali. Noi oggi abbiamo bisogno però delle regole ben chiare per tutelare i nostri cittadini. Mentre per quanto riguarda il parco fotovoltaico di Beivars si parla già della gestione delle compensazioni, ci sono tantissime altre parti del territorio friulano e regionale che hanno ancora a che fare con il delicato tema dell'agrivoltaico che, vista la procedura semplificata, rischia di attecchire un po' ovunque. Il tema è stato oggetto di dibattito in una conferenza stampa indetta dal consigliere regionale del Partito Democratico Massimiliano Pozzo. Abbiamo il caso di Pradamano che ha raggiunto una cifra enorme comunque di ettari interessati anche in barba tra virgolette alla disciplina regionale sul limite del 3% sui terreni agricoli. Abbiamo diverse altre situazioni, quello che sta succedendo purtroppo salito agli onori delle cronache sul biometano tra Tavagnacco e Pagnacco, che è stato ed è tuttora un tema molto complesso sul territorio. Noi come gruppo consigliare del PD regionale abbiamo sempre detto sia la transizione sia le energie rinnovabili che servono, sono necessarie perché siamo tra i paesi maggior dipendenti con costi più elevati anche di bollette energetiche per le imprese e per le famiglie, però bisogna governare i processi. Presenti non soltanto personaggi politici ma anche gli amministratori locali che quotidianamente fronteggiano la questione, come il sindaco di Pradamano Enrico Mossenta, sempre tra i più attivi sulla sensibilizzazione sulla tematica. È stato ribadito il fatto che i territori della pianura friulana verranno completamente coperti da quelli che sono impianti fotovoltaici, dagli specchi, come spesso li ho chiamati, soprattutto in alcune zone del territorio, e queste zone del territorio riguardano la pianura che si estende tra Pradamano e Palmanova piuttosto che la bassa friulana, coperti con una superficie di utilizzo del suolo agricolo superiore a quello che è il 3%, che è il limite della nuova norma, e che raggiunge, come nel caso di Pradamano, il 20-25%. Il no non è un no alle fonti rinnovabili, il no è un uso indiscriminato e scriteriato, oserei dire quasi anarchico, del nostro territorio.